Con mio compare Totò. Faccio un bel discorso. In destra sembrava meglio. Hanno chiuso medicina, abbiamo il pronto soccorso con soli 5 medici, a fronte di 15 medici previsti in pianta organica. Hanno chiuso la terapia intensiva perché dei medici si sono positivizzati al Covid. Non esiste un piano di emergenza. Hanno ridotto questo ospedale a un mero ambulatorio. Hanno costretto dei pazienti in condizioni di salute gravi a essere trasferiti invece di mandare dei medici, dei rianimatori dalla provincia, dalla stessa azienda sanitaria. 6 su 7 dei pazienti trasferiti a Caltanissetta sono morti. L'incidenza è superiore al 90%. Non esiste in medicina un'incidenza di mortalità superiore al 90%. Quello che è avvenuto è abominevole, non ci sono altri modi per descrivere quello che è avvenuto. Questo ospedale, non perché lo diciamo noi, ma perché lo dice la regione, le decreti assessori, deve avere 242 posti letto. Da una nostra ricognizione questo ospedale ha 126 posti letto. Mancano 350 figure professionali tra medici, infermieri e OSS. Quindi al di là delle cure manca anche il futuro lavorativo vostro e della gente che oggi è qui. E noi dobbiamo migrare, ma qui c'è bisogno di 350 operatori per curare le nostre famiglie e quelle del comprensorio. Ci costringono a migrare, ci considerano merce, perché grazie a noi che andiamo in altri ospedali possono giustificare strutture in altri ospedali. E l'ASP paga circa 80 milioni di euro per permetterci di curarci in ospedali fuori provincia. Questa migrazione la dobbiamo far finire. Noi abbiamo un diritto fondamentale che è il diritto alla salute e deve essere difeso. E deve essere difeso dai cittadini. Ma noi se siamo scesi oggi qui, siamo scesi perché c'è stata una carenza politica su questa vicenda. Perché la politica locale ha condiviso le scelte dell'ASP e questo non lo possiamo permettere più. È arrivato il momento che la politica locale faccia i conti con la città, con questa città, con quelli che siamo oggi qui presenti e capisca che non può più tradire le aspettative dei cittadini. Un capo branco vado a fare, un capo branco. Ad iniziare da una delibera che prevede un concorso per 33 medici. Ci auguriamo che i medici possano partecipare a questo concorso e prima possibile si possa procedere con le assunzioni. Altra risposta importante è la prossima, immediata apertura del pronto soccorso infettivologico alle nostre spalle e dovrebbero iniziare prossimamente e in tempi stretti, brevi, anche i lavori del pronto soccorso, con l'allargamento, la ristrutturazione, la riqualificazione, l'ammodernamento di tutto questo reparto. Ci è stato promesso che entro marzo si dovrebbe inaugurare il pronto soccorso infettivologico e si dovrebbero iniziare i lavori del pronto soccorso. Altra risposta, l'inizio dei lavori finalmente dell'ampliamento della terapia intensiva con i fondi dell'ENI. E quindi, convinto come sono che assieme verosimilmente riusciremo a dare una svolta, dico solo di continuare assieme a lottare in maniera civile e pacifica come si sta facendo stamattina e anche con civiltà. Chi l'ha detto? Io sono assolutamente. Andiamo oltre. Ragazzi, basta. Sappiate che non faccio sconti a nessuno. Da istituzioni abbiamo il dovere di raccordarci, di discutere, di confrontare
confrontarci con le altre istituzioni e ottenere, ripeto, prima possibile tutti i diritti che sono stati negati nel passato e fare in modo, ripeto, che assieme possiamo raggiungere gli obiettivi che tutti reclamiamo e chiediamo con forza e con determinazione. Io concludo dicendo, non ho capito. Rispondi alla domanda della ragazza? Io concludo dicendo, da soli si va veloci, assieme si va lontani. E l'amministrazione vuole andare lontani assieme a voi per raggiungere il prima possibile gli obiettivi dei quali stiamo parlando. Grazie. Qual era la domanda della ragazza? Perché è il motivo per cui non hanno firmato la petizione. Ah, la domanda è questa, il motivo per... Non ne ho idea, non ha risposto. Ah, ok. E non l'hanno fatto Noi rispondere. chiaramente, E non l'hanno fatto rispondere. E non l'hanno fatto rispondere. Sì, ma senza piombo, non sa pushare più picca? Galleggiando. la mortadella, questa picca stava bella. Paghi poco. A 2 euro a benzina, caro, a 2 euro, a 2 euro. Ciao ragazzi, ciao, ciao. Non mi fido più di promesse, perché ce ne hanno fatte tante. Io personalmente sono 15 anni che batto per fare iniziative in città e di promesse ce ne hanno fatte troppe. Adesso non è più tempo di promesse, adesso è tempo di fatti. E quindi sono convinto che avremo bisogno nuovamente del vostro aiuto per far capire che non stiamo scherzando, che non siamo qui venuti a fare una passeggiata, siamo qui venuti a difendere i nostri diritti e il nostro ospedale, che non può essere più tenuto vuoto come adesso. Grazie a tutti per aver partecipato a questa manifestazione, grazie. Senti, scusa, poco fa sentivo, dicevi al sindaco che non rispondeva, cioè una domanda, una petizione, non ho capito, se la vuoi... Allora la spiego meglio. Questa manifestazione è stata convocata da un comitato che ha promosso una petizione per firmare un esposto riguardante l'ospedale, riguardante le carenze dell'ospedale e la mancanza dell'ospedale. Il sindaco non ha firmato questa petizione e poi si presenta a fare il comizio al comitato che ha fatto la manifestazione anche in virtù di quella petizione lì. Come dire, Esatto. entrare senza pagare il biglietto. Esatto, questa è un'ottima sintesi. Stamattina riflettevo una frase di Martin Luther King, il quale nelle manifestazioni anche molto più gravi per altri punti di vista sul razzismo diceva che a me non fa paura il disonesto, ma il silenzio degli onesti. E quindi io vedo per esempio una platea di giovani che sono fondamentalmente la speranza di questa città. Questa è una manifestazione dei gelesi, di tutti, anche di chi fa la politica. Certo, il sindaco a un certo punto si è sentito un po', come dire, toccato e preso, un sindaco che non ha firmato la petizione sin dall'inizio e sin dall'inizio ha stigmatizzato anche il fallimento di questa iniziativa. Certo, venire qui i politici hanno tutta l'ipocrisia di farlo, ma sappiamo bene quali sono i risultati e quali sono stati. Per cui, se vi accorgete, c'è sempre di più uno scollamento tra una società civile che chiede servizi e questi politici che si fanno le cumacche tra loro, perché abbiamo visto chiaramente che quando si è trattato di dare incarichi se li sono dati ad amici e parenti. E io dico al sindaco di vergognarsi, perché il sindaco è il primo ipocrita di questa città, è lui che viene qui perché i cittadini stanno protestando. Dimettiti! La prossima volta, oltre tamburello, vado a portare la chitarra, basso E poi e a trumma. Io non ho nulla da temere, sono a posto con la mia coscienza, credo assieme a tutta l'amministrazione di lavorare nell'interesse esclusivo della comunità locale. In materia di sanità stiamo cercando di recuperare tanti anni persi nel passato. Non ho mai criticato l'operato del comitato, anzi mi fa piacere che ci sia questa cittadinanza attiva, mi fa piacere che ci siano questi comitati civici, perché anche quella di oggi è un
una giornata, un momento di forte sensibilizzazione e di responsabilizzazione, soprattutto verso coloro i quali sono chiamati a dare risposte, e sicuramente non è l'amministrazione, perché qui è l'ASP E a regione? e la regione, anche, certo, Musumecio, regione e ASP. tutti all'AI. Sono tutte queste autorità. A un sindaco mi spiegavo che dice che sta petizione l'ha vista fermare Musumecio. È vero, Totò, Bravo. è vero, questo è vero. E perché Da non parte- andiamo aspetta, direttamente dalla là? parte della regione è importante, la regione si dovrebbe muovere. Però Totò, anche da qui però ci dobbiamo muovere. Da Tu parte vuoi del dire che comune. si dovrebbe Sì. muovere il sindaco insieme Sì, a bravo, voi? bravo, alla provincia, che può arrivare così, perché mica ci arriviamo in regione solo uno o due, solo capito, noi, Totò. con la Ci forza dobbiamo anche andare, dell'amministrazione. Più siamo centinaia, migliaia, più siamo migliaia, Totò. Il Perfetto. prossimo mese se non mantengono le promesse qui siamo. Ecco, Il prossimo e il mese sindaco non sarà ben finisce- accetto non se finisce viene- un'oretta e basta. Bravo, Poi bravo, vabbè. possiamo- il E il- sindaco non lo so se verrà dopo le parole che si dicono. E se viene sarà ben accetto? Se l'ospedale è chiuso, se le promesse non sono state mantenute, ben accetto cosa tutto. Assolutamente no, anzi non si presenterà fino di me. Ho capito, Se le promesse sì. non verranno mantenute. In base a Come quello che ha aspettiamo un mese, per un mese. Va bene. Senti, aspettiamo. Per un Minchia, mese pare un tutto- diputoscio tu, eh? Grazie, Oh. dottor, ci vediamo. Ciao. Grazie. Niente, ci vediamo alla prossima, diciamo, manifestazione che non servirà a nulla. Perché i giovani vi dovete fare un capobranco, perché se no un gungiurite niente, cioè un capobranco che va discurrito e poi lanciata hit. Vabbè, caro, alla volta vi serve avere uno con basso, ne discorremmo e io sono a disposizione. Ovviamente un mafira a suonare, saccio fare solo 4 cose che fece do video, però se insieme a voi cerchiamo i tasti giusti, poi mi viro io. Ciao, ciao.